Allora, do il benvenuto e saluto Giorgio Tronca, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito, ciao a tutti. Grazie, buonasera. Proprio sulla quantità di incidenti che vede coinvolti spesso appunto pedoni e ciclisti, è una situazione difficile anche da interpretare. Giorgio Tronca, cosa ne pensa? Allora, ascoltando questo servizio qua, fatto molto bene tra l'altro, mi è venuta in mente subito una strada nel Vicentino che ha avuto 4 morti negli ultimi 6 mesi. La Marosticana che collega in pratica Vicenza a Marostica. Cosa c'è che può provocare un incidente così? Beh, di fattori, mancanza di rispetto delle regole che deve essere, che se no queste robe qua non succederia mia. Dopo distrazione che mi sentivo che si stava cercando di capire se veniva a usare il telefono o meno. Ma che c'è un altro fattore che voglio precisare, che è una roba che con una certa età ho visto negli anni, che c'è sempre fretta di fare tante robe, di correre, di essere qua, là, telefoni, roba, cioè siamo tutti quanti costretti ad assumere degli atteggiamenti che a volte mette il pericolo in secondo piano, e questa è una roba molto negativa, perché non sapevamo fin dove arriviamo, cioè 4 persone lungo una strada in 6 mesi, parlo della Marosticana, c'è qualcosa di veramente, cioè questo chiaramente comprende sia pedoni che ciclisti, che persone che stavano tranquillamente uscendo, magari per fattori esterni tipo la pioggia, non c'è più la possibilità di, come si può cercare di diminuire, a mio avviso, sta roba qua, l'attenzione di tutto, cioè magari arrivare 10 minuti dopo, ma però rispettando tutte quante le varie o partire condizioni. 10 minuti prima, o partire se arriva qua, che arrivo qua, mi piace andare con calma, nella sicurezza, tranquillo. Purtroppo non abbiamo tutti la possibilità di fare questo. Regole, le multe, parla di autovelox, che limita la velocità, per me cioè, deve essere proprio una roba a livello da agire, a livello personale, non sanzionare, cioè la sanzione secondo me non è qualcosa che limita o che educa, perché il problema c'è e il problema rimane. È una guerra che purtroppo non ha vincitori, ha solo dei perdenti. Dunque praticamente si tende sempre a giustificare l'errore, cercando anche magari di accusare, dire che la colpa è tua. In realtà quando succede queste robe qua, secondo me la colpa non è solo di coloro che fanno l'incidente, ma è anche del sistema, è anche una colpa sociale, come è stato detto prima, che manca proprio l'educazione al rispetto delle regole. Purtroppo ognuno fa quello che alimenta da fretta, voglia di fare tante robe, non pensa ai fattori importanti che secondo me è quella della sicurezza. Mi fa piacere che sia stato anche messo in evidenza il discorso degli infortuni sul lavoro. Sono invalido del lavoro, ho avuto nel 90 un grave incidente nel lavoro e ho passato delle cotte e delle crue, cioè voglio dire, dalla parte della persona che ha il problema, c'è un sacco di fattori, cioè io ho dovuto rinascere, l'ho avuto il 26 febbraio del 90, che avevo per finire studi, per finire il circolo ufficiale, ero tornato a casa bello carico, no? Sono cascato in impaccatura da 7 metri e sono avanti anni con cause, ma la cosa che più mi ha fatto male all'inizio
se la prepotenza con la quale le persone che aveva fatto degli errori, perché non dovrebbe succedere un infortunio. Come ha detto giustamente lui, se vengono rispettate tutte le regole imposte, l'infortunio non deve succedere, punto. Quando che ti capita, te trovi tutto il mondo addosso, cioè oltre al problema fisico e psichico, perché sono cascato da 7 metri, ho avuto trauma cranico, cioè ho avuto adesso non voglio neanche contare tutta la storia, non vorrei annoiarvi, però la roba che racconto, che voglio, la necessità in quei casi che succede, e succede anche negli incidenti, nel caso specifico, se la necessità di avere qualcuno che sinceramente ti dà sostegno, perché quando che ti capita ti è modo di capire che tante persone non è proprio così in liga. E ora, dopo un'esperienza così, se può essere la mia esperienza che mi ha fatto cambiare tutto della mia vita, Zebeo, bisogna sempre guardare il lato positivo, no? Mica ho rimesso tantissimo in tutto, ho perso il lavoro, ho perso, mi sono trovato su un letto sdraiato, dove per andare in bagno, che avevo bisogno di domandare aiuto, e sei triste a 20 anni, vi assicuro, mi viene quasi. Però, dopo un'esperienza così, e questo voglio che sia un messaggio per tutti, adesso che sono qua, che mi avevi gentilmente invitato, è stata un'esperienza durissima, però ho imparato tante robe. E adesso come adesso dico, questa esperienza qua la mi ha insegnato a crescere in un modo incredibile. Scusami se ho monopolizzato il discorso, grazie, ma della sua ho testimonianza. sentito il bisogno di dirlo. Grazie della sua testimonianza. Com'è la situazione per la donazione di organi in Veneto, in Italia? Giorgio Tronca, messaggio che ringrazia Flavia Petrini. È un argomento molto delicato, nel quale non sono preparatissimo. Esprimo il parere, che è il parere personale, cioè una decisione di questo tipo, cioè decidere se donare o meno, è molto individuale, cioè ognuno deve avere il diritto di poter pensare effettivamente, essendo messo a conoscenza correttamente, di pensare se donare o meno. Condivido tutto il lavoro che si è fatto dai donatori, perché rispetto, io non sono donatore, che devo ancora pensare, cioè devo ancora che sia delle cose che non mi sono tanto chiare. In ogni caso è una cosa che condivido, nel senso, se uno ritiene opportuno prestare questa sua disponibilità, è giusto che abbia la possibilità di farla senza problemi, e è giusto che sia informato correttamente, nel modo più corretto possibile. Certo. Quindi anche capire se i tempi sono sufficienti per la campagna elettorale. Comincio io. Prego. Sostanzialmente mi fa un po' sorridere effetto dottor Villanova, che si è scritto lista Zaia presidente, si è messo Zaia non puoi più fare presidente, cioè la volta scorsa noi abbiamo messo, si chiama sottopancia in gergo, perché è stato eletto con la lista Zaia presidente. È stato eletto con la lista Zaia presidente, sì. Non volevo precisare questo perché magari non si intende. Eccomi. C'è un motivo giusto, valido, quindi la scritta è corretta. Sì, ok, no, senza nessuna... Noi di Prima Veneto, appunto, al momento appoggiamo sostanzialmente la Liga Veneta Repubblica, alla condizione però che non venga inseriti nell'eventuale coalizione questi vecchi partiti romani centralisti
che mi ha sempre mangiato i gnocchi in testa, come si dice, no? E ora mi va benissimo, condividiamo tutto, siamo pronti a combattere, tra virgolette, però a questa condizione. Diamo tutto il nostro rispetto per Liga Veneta Indipendente, diamo tutto il nostro rispetto perché è indipendente Repubblica, perché c'è anni che c'è sempre stai. Ma chi sarà il candidato del centrodestra secondo lei? Il candidato del centrodestra sarà uno sostenuto da tutti sti partiti centralisti che hanno sempre giocato in... Cioè dice la decisione verrà presa a Roma. La decisione non sarà presa dai veneti. Il Veneto ha solo da fare delle robe che non è una decisione per scegliere chi che lei è il candidato. Il candidato lo è Tony Darè, che per me è un ottimo candidato. E finché le cose le va avanti così, continuerò sempre a portare avanti come candidato un candidato veneto, un candidato che mi rappresenta e non uno scelto da chissà chi. Salutiamo e ringraziamo Giorgio Tronca. Ciao a tutti, buonasera, prima il Veneto, punto. Va bene così, grazie.